Con l'assessore regionale al turismo Federico Canera oggi è una giornata memorabile per la comunità di Susegana ma anche per la regione Veneto, perché inauguriamo una scuola efficiente dal punto di vista energetico, bella da vedere ma soprattutto molto funzionale per i nostri ragazzi. Ma è sempre una bella cosa quando si va a inaugurare o una nuova scuola oppure una ristrutturazione di una scuola esistente. Ed è proprio il caso di Ponte della Priula, che si appresta a fare un intervento importante di efficientamento energetico, ma non solo, di messa in sicurezza soprattutto dal punto di vista sismico, un edificio che poi deve essere anche un edificio accogliente, perché i nostri ragazzi hanno, io dico sempre, il diritto anche di studiare in posti accoglienti, perché studiare in un posto bello e attrezzato fa bene anche all'anima, aiuta i ragazzi anche a studiare meglio. Quindi la Regione Veneto è al fianco sempre di questo tipo di iniziative. Noi utilizziamo molto spesso anche i bandi europei a nostra disposizione per aiutare le amministrazioni sia per l'efficientamento energetico ma anche per esempio per l'adeguamento sismico. Quindi invitiamo anche i sindaci del nostro territorio a fare le domande opportune, perché insomma sono tanti gli edifici di proprietà collettiva, in particolare quelli comunali, da mettere a posto. Questa non è solo una scuola, ma è uno spazio per tutta la collettività di Ponte della Priula, si vede anche proprio dal punto di vista logistico, quindi è un regalo che noi facciamo a tutta la comunità di Ponte della Priula. Le porte di questa scuola saranno sempre aperte a tutti, a tutte le persone, a tutte le associazioni, per tutto quello che di buono, bello e utile potranno organizzare per il bene della comunità di Ponte della Priula. Mancava uno spazio di socializzazione aperto, anche coperto, perché l'abbiamo visto, per poter organizzare, non so, adesso mi viene in mente mercatini di Natale, incontri con l'autore, concerti, perché c'è la scalinata che diventa quasi uno spazio teatrale, per cui uno spazio verde che quando sarà verde sarà ancora più bello, per cui sì, è una scuola ma anche uno spazio per tutta la cittadinanza, sia quando la scuola è chiusa sia quando la scuola è aperta, perché una parte del portico è comunque nella disponibilità di tutti. È stato dato un contenitore, adesso servono i contenuti. Per averlo una sinergia fra insegnanti, corpo docenti, famiglie, ragazzi e amministrazione comunale. Allora, per quel che riguarda la sinergia con il corpo insegnante c'è già. È una collaborazione che è da anni, che porta frutti bellissimi per progetti che vengono fatti all'interno della scuola, anche fuori dalla scuola, con la nuova biblioteca. Bisogna ritrovare, diciamo, di nuovo un'unione all'interno di questa comunità di Ponte della Priula, e quindi guardiamo avanti, diamoci una mano tutti insieme per il bene di tutti. Noi non abbiamo nessuna volontà di fare guerre o di creare divisioni. Tendiamoci la mano, anche perché purtroppo, e questo lo posso sapere per il lavoro che faccio, sono medico, i problemi sono altri e sono tanti, per cui cerchiamo che almeno quando si sta bene dal punto di vista della salute ci si possa anche voler bene e stare bene insieme.